Termina 1-1 alla Vigor Sporting Center tra Vigor Perconti e Savio, ma c'è il caos al termine della partita perché il direttore di gara ha effettuato 2 tempi supplementari da 10 minuti e non da 15, dunque bisognerà attendere il risultato del giudice sportivo in settimana. Parte meglio il Savio Giusti, pennella dentro Petronzi, si schianta addosso a Calcaterra. Punizione per i Blues che giocano meglio nel primo tempo. Strango con il destro calcio alto. Alla 35esimo si fa vedere anche Franzi per la Vigor Perconti, da lontanissimo destro. Debole e parata per Liguori. Alla 42esimo Giusti, pennella dentro, libera la difesa della Vigor, poi Strango viene atterrato da Morsella in area di rigore. Penalty per il Savio sul punto di battuta. C'è il bomber della categoria Andrea Tacchi, ma si fa ipnotizzare dalla grandissima risposta di Calcaterra. La Vigor Perconti però si fa sorprendere negli ultimi 30 secondi del primo tempo. Petrucci di collo pieno rompe l'equilibrio e fa 0-1. Calcaterra tocca ma non basta. Nella ripresa la Vigor Perconti preme sull'acceleratore. Benavidez in profondità, intervento scomposto e sfortunato quello di Marchegiani che costa il secondo rigore di giornata. Sul punto di battuta si presenta Alosi che vince il duello con Liguori. Palla da una parte, portiere dall'altra, 1-1. Ancora Vigor Perconti con Silvetti che da destra si sposta verso il centro del campo, affida la sfera a Fondi che carica la conclusione, palla che esce di pochissimo a lato. Alla 38esimo del secondo tempo Franzi gioca bene di sponda per Morsella, anche lui con il destro para. Liguori. Non bastano i 90 minuti e dunque si andrà ai tempi supplementari. Un affondo per entrambe le squadre. Prova prima il Savio. Petronzi davanti a Iovino, subentrato a Calcaterra, non si fa superare. Si aprono i varchi in zona difensiva dei Blues. Silvetti vince il duello in velocità con l'avversario, poi calcia sull'esterno della rete. Finisce dunque 1-1. La Vigor Perconti strapperebbe il pass per la semifinale, ma c'è da attendere la decisione del giudice sportivo che molto probabilmente arriverà tra pochi giorni.